sono in Calabria per la campagna elettorale e avrei avuto veramente piacere di essere con voi, non solo non tanto per l'inaugurazione della segreteria di Mario Messina, un vero fratello, un appassionato e convincente difensore delle politiche del governo in aula, un leone da combattimento in aula, ma soprattutto un fratello sincero nei miei confronti, mi è stato vicino sempre. Grazie Mario, anche nei momenti di massima difficoltà, quando ho affrontato il calvario di un processo per Cospito, semplicemente perché ho difeso il carcere duro e l'ergastolo stativo verso terroristi e mafiosi. E mi piace dirlo a voi siciliani, perché voi siciliani più di tutti sapete quanto sia giusta quella normativa e quanto sia giusta schiacciare la serpe mafiosa. Grazie veramente Mario per essermi sempre stato vicino anche nei momenti di maggiore sconforto. E poi ancora mi dispiace non essere con voi perché c'è il Centro Studi Sicilia Mediterranea per affrontare l'ultima grande menzogna della sinistra, la superiorità culturale presunta della sinistra, che non nasce nient'altro che solo dal loro razzismo culturale e dalla loro prosopopea. E ancora un centro studi che parla di Mediterraneo, che più che mai ci richiama la nostra battaglia in questo momento sull'Europa, perché il Mediterraneo è faro di civiltà, perché c'è stata un'Europa che credeva di poter riprogrammare culturalmente noi latini, puzzoni, premoderni, mediterranei, e invece noi sappiamo che il Mediterraneo ci racconta di difesa dei confini, che il Mediterraneo ci racconta delle difese dell'eccellenza del Made in Italy, ci racconta della difesa della famiglia naturale, ci racconta della difesa della produzione, ci racconta tutta quell'Europa che noi vogliamo che sia sempre un po' più mediterranea, un po' meno nordica, perché solo così l'Europa si può salvare. Grazie, buon lavoro a tutti e viva Marco, saprò risarcirvi per la mia incolpevole assenza, perché sono in casa per fare campagna elettorale. Grazie. Salutiamo il sottosegretario agli interni Vandaferro con un applauso, il responsabile nazionale dell'organizzazione, l'onorevole Giovanni Donzelli. Grazie anche a loro. Vale lo stesso discorso per Tommaso, stanno girando come dei dannati, essere qui per un paio di ore è motivo per me di orgoglio, lo so che è sacrificante, ma io, e poi lo dico, hanno parlato alcuni sottosegretari, l'avete visto, ma io dico sempre pubblicamente, l'ho detto anche in aula, che il mio sottosegretario preferito si chiama Vandaferro e ce l'ho fa, quindi per me per questioni affettive, ma perché è bravissima, poi ho detto questo, va bene, sintetica.